l'abiti attaccata a casa nostra. Qui a casa vecchia è brutta davanti al negozio di Sergio Busioli, qui a quelle transenne. La saranca brutta e vecchia ma minte che a casa ho passai i miei anni d'infanzia e quando chi la butterà su mi vegnerà da piangere, sono sicuro. Sul muro che guarda verso il municipio, al primo piano, l'è ancora il stemma del DC che mio papà aveva fatto mettere per fargli vedere ai comunisti che non aveva paura di nessuno. Ma questa è un'altra storia. La Beppa la venia spesso a casa nostra e noi altri se la consideriamo come una specie di zia vecchia o di una nonna. Con la venia mi domandai subito se la mi contea la storia del barbazuccone. La mi piaceva tanto perché la tenia sui spin fino alla fine e dopo ne ha finito tutto bene. Mi vei 7-8 anni, quindi si era negli anni 64-65 circa e la vita l'era più semplice. Tutti si voleva bene perché veniva fuori dalla guerra e sapeva che le robe le potevano andare tanto peso. Se ti aveva bisogno di un uovo, di un litro di latte, di un po' di farina e l'unico negozio di bingo l'era serata, allora tendeva a casa del vicino e te che domandava senza vergogna né paura. Se aveva bisogno lui e veniva senza problemi. Se si voleva più bene, insomma, non so perché, ma mi sono convinto che se avesse tenuto vivo al modo di vivere che aveva i nostri nonni e bisnonni, a sta ora si sarebbe meglio tutti quanti. Adesso è tutto un parlare male l'un dell'altro, e questo così, e che altro è? Una perdita enorme di tempo. E perché? Non si sa. I tempi è cambiati da quando che la Beppa mi contea la storia del barbazuccone. Adesso lei fatica a trovare una vecchietta che ti conta una storia. Le arriva la televisione, i telefoni cellulari e internet. Poi Beppa, se la fosse ancora qua, la sarebbe disoccupata. La Beppa è la classica vecchietta che l'era una volta e che adesso non si trova più de campagne. Gli ha buttato via il stampo, disaria mio papà. Quante volte che la mi racconta la storia del barbazuccone e ogni volta l'era come se fosse la prima, anche se sapeva come che l'andava a finire. L'era massava il sentirla contare la storia, come se lo conoscesse di persona, sto barba.